Bene, ci siamo, benvenuti a tutti, benvenuto a ognuno di voi e ai nostri ospiti che vi presento subito. Intanto il coautore del libro di cui parliamo stasera, Sebastiano Pilosu, andando da in fondo Stefano Labra, presidente uscente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che è l'editore del libro di cui parleremo più tardi, Bachisio Bandino, antropologo che tutti noi conosciamo, il professor Ignazio Macchiarella dell'Università di Cagliari e il protagonista della serata, Daniele Cossellu, che per noi abitesi è semplicemente zio Daniele con tutto l'affetto. Zio Daniele è una figura impareggiabile che da cantore di rango ci propone un libro autobiografico. Al centro c'è sempre il canto a tenore, sebbene declinato in modo diverso. Finché gli è stato possibile lo ha proposto con il suo gruppo Remunue Locu, di cui è fondatore. Ora ce lo propone con un'altra versione, non quella del canto, ma quella delle parole, sempre e comunque da protagonista. In questo caso ci fa un bellissimo regalo, credo a tutti noi, ma anche a se stesso. Il libro autobiografico si intitola Il canto di una vita, è curato da Sebastiano Pilosu, che è etnomusicologo, esponente dell'Associazione Tenores Sardegna e grande amico di zio Daniele. Il libro è edito dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico e rappresenta tante cose. Anzitutto è il modo migliore per festeggiare i 20 anni dal riconoscimento ufficiale del canto a tenore come patrimonio immateriale dell'umanità. Questo canto antichissimo che i più anziani hanno scoperto con le serenate, con tonanne o i sorsilleri, se gente come me, come rara colonna sonora de sostunninzoso, diventa musica preziosa per tutto il mondo, consacrato dall'UNESCO, un traguardo che è possibile anche grazie al grande lavoro portato avanti nel tempo dai gruppi di tutta l'isola, a iniziare da quello guidato per molti anni da zio Daniele, ovvero il tenore Remunue Locu. Il libro è un affresco grande, importante, ricco, che dà conto di tutte le tappe che precedono il successo internazionale, dai primi passi compiuti con gli amici tra Viottoli e Zilleris, all'oblio successivo che negli anni del cambiamento trascina in desuetudine il canto a tenore, considerato roba vecchia, come le credenze e le cassapanche da buttar via. La passione sconfinata di zio Daniele regge tutto. Lui continua a cantare al di là delle mode, col suo carisma fa gruppo, cura la ricerca, apprende poesie poi confluite nel libro Poetas, curato assieme a Chelle du Burrai. Diventa custode di una sonorità antica, libera da strumenti musicali ma fragile, perché a rischio estinzione.
Quando il vento cambia, però, ha l'intelligenza di cogliere le occasioni per portare sui palchi del mondo i canti che la tradizione non contempla più nei viottoli o i sorsilleri del paese. Si direbbe un percorso virtuoso di resilienza, quando questa parola era meno frequente rispetto a oggi. In ogni caso vive da protagonista questo passaggio fondamentale che gli consente di fondare il gruppo Rimunno e Locu con gli amici Tancredi Tucconi, Battore Bandino e Piero Sanna, e di guidarlo in percorsi inediti e senz'altro impensabili, fino ad approdare nell'Olimpo della musica etnica internazionale. Un percorso straordinario, che non solo salva le nostre radici, ma le promuove al massimo rango, consentendo anche un altro traguardo fondamentale, ovvero trasmettere ai giovani questo patrimonio identitario di cui finalmente tutti diventiamo consapevoli. Oggi, per esempio, il recente progetto Amparu, che fa capo all'ISRE, racconta di realtà censite in 64 comunità della Sardegna, dove sono presenti 118 gruppi di giovani che praticano questo canto. Questa serata naturalmente è l'occasione per rivivere assieme questo straordinario viaggio in musica con una guida d'eccezione come Ziuttaniele, perché nel suo libro, pieno di ricordi, accanto ai grandi nomi, uno per tutti, Peter Gabriel, c'è tutto il panorama locale, quello che associa personaggi, nomi, soprannomi, vicinati. Il libro dà nuova memoria a tutti ed è perciò davvero piacevole leggere queste pagine per ritrovare importanti frammenti di storia di questa comunità, anche la capacità di mantenere vive in qualche modo tradizioni di grande valore. Perciò questa serata ha un po' il sapore della festa, per il traguardo raggiunto, per la condivisione di esperienze vissute con convinzione ed entusiasmo da parte di Ziuttaniele, per l'orgoglio di un'appartenenza comunitaria che è riuscita a fare delle proprie radici un emblema identitario indiscutibile. Oggi Biti viene identificato come il paese dei tenores, anche perché nel frattempo si sono affermati altre formazioni di grande successo. Il volume racconta la vita artistica e umana di Daniele Cossello, il legame con la comunità, anche la riconoscenza, il dialogo perenne tra esperienza personale e dimensione collettiva. Naturalmente ci sono tutti i successi internazionali, i concerti con Piero Marra, Senza Pavata, Luigi Lai, le sperimentazioni con Ornette Coleman, Lester Bowie, Frank Zappa, l'incontro fondamentale con Peter Gabriel e poi tappe di grande prestigio come il concerto a Parigi con Maria Carta, a Newport al seguito della barca azzurra, in Australia, in Iraq, Regno Unito, Cuba, Singapore, Argentina, Russia, Canada, Polonia, Serbia, Slovacchia, insomma c'è il mondo intero. Ziuttaniele nel tempo colleziona tanti premi, ma ne voglio citare due in particolare. La nomina a Cavalieri della Repubblica conferita nel 2008 a tutti i componenti del gruppo Rimunno e Locu dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e poi un premio più recente che gli è stato attribuito lo scorso febbraio a Sassari dal Conservatorio Luigi Canepa, un premio che si intitola Una sinfonia per, e in quell'occasione è stato omaggiato con un brano di Beethoven, perché come è stato notato in quella serata al Sassarese, le espressioni musicali, anche le più diverse, non hanno confini. Biti è la seconda tappa della presentazione del libro. La prima si è svolta un mese fa, il 6 marzo scorso, a Nuoro, all'Auditorium Giovanni Lillio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che è appunto l'editore di questa pubblicazione. Perciò l'ISRE ha un ruolo fondamentale, che poi ci illustrerà meglio il presidente uscente. Già nel 2023 l'ISRE conferisce a Ziuttaniele l'onorificenza di ambasciatore di musica sarda nel mondo nell'ambito delle celebrazioni per Sadie de Sardegna. Stavolta fa un passo ulteriore davvero importante, perché sceglie di aprire con questo libro autobiografico
il nuovo programma editoriale scientifico dedicato allo studio e alla promozione delle tradizioni popolari e delle espressioni musicali della Sardegna. Il libro Il canto di una vita è di fatto la prima pubblicazione di questa nuova collana. Il libro è arricchito dai testi di Stefano Lavra, dell'etnomusicologo Marco Luzzu, di Ignazio Macchiarella, di Bachisio Bandino e del compianto Paolo Pillonca. A questo punto io mi fermerei per dare la parola a Mario Sanna, che è il consigliere delegato alla cultura del comune di Bitti, nonché abile interprete del canto a tenore. Prego. Grazie Marilena, buonasera a tutti. Ancora una volta sono qui a parlare di Ciutanielle, con Ciutanielle e a parlare di canto a tenore alla mia comunità, che sicuramente ha fatto da Ciutanielle in poi del canto a tenore un'icona da sfruttare chiaramente per nobili intenzioni. Io ho avuto il piacere e la fortuna di leggere subito il libro e ho notato sin dalle prime pagine che il libro non parla solo di canto a tenore, ma parla di qualcosa di più straordinario del canto a tenore, che è la determinazione di un uomo che in un periodo in cui alcune cose non erano viste di buon grado è stato capace di essere lungimirante, di vedere oltre il proprio naso e di portare una tradizione che appunto rischiava di scomparire in tutto il mondo. Voglio dire un'altra cosa che sicuramente poi emergerà durante l'incontro. Ciutanielle ha avuto anche una grossissima fortuna, secondo me, perché lui è stato una guida importante di altre 3 persone che hanno avuto l'intelligenza di vedere in lui una guida, che chiaramente in un gruppo tutti hanno la loro importanza, ma Ciutanielle, lo sappiamo, è stato una guida, ma non è scontato che le altre persone che lo hanno accompagnato, che possano accompagnare un leader, cosiddetto leader, abbiano l'umiltà di ascoltare questa guida, perché negli anni 70 non tornare a casa per una settimana o 2 settimane era veramente una sfida, perché si doveva pensare alla famiglia, si era sottoposti all'incertezza della famiglia, ma anche alle critiche di un paese che, diciamocelo, era ed è tuttora un po' severo con i suoi abitanti. C'è appunto un senso comune, collettivo di civiltà. E quindi la straordinarietà del libro sta proprio in questo, oltre alla materia del canto a tenore. Un uomo che ha creduto in un progetto, lo ha portato avanti fino in fondo e sicuramente ha raggiunto tanti obiettivi. Quindi, Ciutanielle, a largos annos, grazie di questa opera che non lasciate, i saluti da parte dell'amministrazione comunale, che sono dimenticati, sono doverosi, ma è anche un piacere e un ringraziamento, perché nelle nostre biblioteche ci sarà adesso una nuova lettura che ci darà modo di approfondire su tematiche tecniche ma anche su tematiche umane. Un ringraziamento va anche a Bustiano Pilosu, che ha avuto, diciamo così, l'onore e l'onere di curare questo libro, cosa non semplice, perché Bustiano ha dovuto tradurre il senso del canto a tenore bittese, il senso della memoria bittese che Ciutanielle voleva tramandare, e non è molto semplice, e non è stato semplice, ma Bustiano è stato un maestro in questo. Un ringraziamento va anche a chi ha creduto nel progetto, quindi all'INSRE, oggi rappresentato dal già presidente Stefano Lavra. Che dire, io ho concluso, buon ascolto e buon divertimento. Grazie Mario. E andiamo avanti con l'intervento di Stefano Lavra,
che è presidente uscente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico e ha creduto fermamente in questo progetto. Grazie. Un caro saluto a tutti, a partire dall'amministrazione comunale presente con l'ottimo Mario Sanna, che con il suo intervento ha dato un intervento veramente di senso profondo alla giornata di oggi, ma un caro saluto alla comunità religiosa con il carissimo Don Totò Nicosso, cui ci lega anche un percorso comune nella parrocchia di Gavoi, che sempre ricordo caramente, oltre che comunque l'affetto da diciamo quasi orgolese, perché sono sposato a Orgosolo, che è un altro dei paesi, è stato menzionato prima Pitti, grande paese per quanto riguarda il cantatenore, ma non dimentichiamoci Orgosolo, che sicuramente sotto il profilo del cantatenore è uno degli altri pilastri. Un caro saluto a tutti quanti voi presenti, ai relatori, al nostro maestro Zio Daniele Cossellu, ma un caro saluto veramente a tutti i convenuti che oggi così numerosi hanno voluto raccogliere questo invito che ha anche il sapore di un riconoscimento che vuole essere una celebrazione di cui il nostro caro Daniele Cossellu ormai ci sta abituando, perché come è stato già menzionato in apertura la coordinatrice dei lavori, i riconoscimenti ormai si susseguono. Sicuramente per quanto concerne l'impegno che ha voluto dare nel riconoscimento a Daniele Cossellu l'ISRE, partendo proprio dal riconoscimento nel 2023, aprendo quella serie di importanti giornate dedicate a Sardia e Sardegna, dove vengono individuate le figure preminenti della cultura sarda. Quindi un premio importante, un'onorificenza importante in seno all'istituto che è la massima istituzione culturale sarda, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che ha visto due tesi, perché oggi abbiamo due pilastri, Zio Daniele Cossellu, e abbiamo anche il professor Bandino. Bachisio Bandino, che è stato nell'anno successivo, nel 2024, anche lui individuato dal sottoscritto. Mi onoro di poter anche segnare nell'albo d'oro questa individuazione di figure portanti di quella che è la cultura sarda. Daniele Cossellu, è stato detto già in apertura, Mario Sanna ha colto proprio nel segno il significato più profondo. La capacità di quest'uomo di resistere a sfide continue nella sua vita. Fin da piccolo ha sentito in sé questa forte ispirazione che lo ha accompagnato per tutto il resto della sua vita e lo accompagna ancora oggi, perché ancora oggi lui crede fermamente in questo suo percorso che ha voluto però donare alla comunità. L'ha voluto donare partendo da una famiglia forte che l'ha sostenuto, perché la moglie, i figli e tutte le persone care che lo hanno supportato in questo percorso hanno un ruolo importante, ma lo ha sostenuto sicuramente la comunità di Pitti, perché tutto questo percorso aureo che ha condotto per oltre 20 anni, io dico questo perché da bambino già lui si muoveva in questa direzione, è stato possibile perché l'humus culturale era sicuramente fertile, ma in sé ha avuto quella lucidità e ha ancora quella lucidità di portare avanti questa sfida con coraggio anche di fronte a tante difficoltà. Oggi sembra quasi scontato parlare di canto a tenore, di canto riconosciuto dall'UNESCO. Negli ultimi 20 anni sono stati fatti dei progressi enormi sotto il profilo del riconoscimento istituzionale a tutti i livelli, dai comuni, alle province, la regione, lo Stato, a livello internazionale l'UNESCO. Sicuramente il cammino che c'è stato è stato un cammino fruttuoso e di questo dobbiamo esserne veramente felici noi sardi, perché è stata restituita alla Sardegna un'identità di popolo
a cui fa riferimento con il suo canto più autentico, la sua espressione artistica più autentica, ma soprattutto preservando la lingua sarda. Quindi questo è un elemento importantissimo, non è un elemento secondario a quel moto di resistenza che Daniele Cossellu ha voluto portare avanti. È un moto di resistenza fondamentale che ha permesso oggi di portare avanti anche progettualità condivise, sposate appieno da istituzioni come appunto l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, ma anche ad altri livelli, dove il canto a tenore viene riconosciuto e diffuso attraverso progettualità che sono state sviluppate con progetti attraverso le associazioni. Il professor Pilosu qua è uno degli autori del libro, ma è anche uno degli artefici della promozione del canto a tenore attraverso le scuole, attraverso i luoghi dedicati ai giovani, e questo è molto importante. Tutto questo percorso ha un senso se lo si vuole veramente raccogliere come un'eredità che Daniele Cossellu ci sta donando. Questo libro ci sta donando dei frammenti di vita sicuramente, ma l'eredità più grande che ci sta donando maestro Cossellu è sicuramente questa capacità di resistere, e lo ripeto quindi più volte, con consapevolezza che il testimone è in mani buone, è nelle mani delle istituzioni sicuramente che credono in questa fruttuosa ricerca della valorizzazione del canto a tenore, ma è nelle mani dei giovani, è nelle mani soprattutto delle nuove generazioni, i ragazzi che già dalle scuole elementari iniziano a cimentarsi nel provare questa ricerca in questa arte, in questo canto, che è il senso di appartenenza, che è il senso di comunità, che è il senso di popolo. Ecco, la Sardegna credo che abbia bisogno di questo, è un momento importante e delicato in questa confusione, nel caos globale, anche della incessante globalizzazione incalzante che a più riprese cerca di trovare degli elementi di debolezza, di insinuarsi degli elementi di debolezza della civiltà moderna. La civiltà moderna può stare al suo passo con anche la civiltà tradizionale. Un esempio di questo ce l'ho dato nella sua modernità anche Zio Daniele, non mai trascurando le radici profonde della tradizione. Il mio intervento non vuole essere eccessivamente prolisso, ma vuole essere anche un augurio e soprattutto un invito per i giovani presenti, ma per le generazioni future, a proseguire e soprattutto a raccogliere questa eredità immensa che Daniele Cossellu ci ha donato. Quindi ringrazio veramente della sua presenza e della sua forza. Grazie Stefano Lavra. E ora un saluto del nostro parroco, Don Totone Cossu. Buonasera a tutti, sono sorpreso, però dico grazie anche della possibilità di salutare tutti e di portare con il saluto le mie congratulazioni chiaramente a Zio Daniele, però anche agli organizzatori di questo convegno. Ecco, credo che quello che diceva l'amico Stefano, per me non è il presidente o vecchio presidente, per me è l'amico Stefano, che il canto a tenore è amato dai giovani, e credo che sia proprio bello questo. Grazie Zio Daniele, perché con la vostra resistenza fate sì che il patrimonio identitario della Sardegna, dei nostri paesi, sia trasmesso alle nuove generazioni, e loro davvero lo vivano con gioia e con impegno, perché credo che rubo una frase a un poeta statista africano che diceva: quando senti qualcuno cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni, quindi chi canta a tenore certamente è buono. Buona serata a tutti. Grazie Don Totone.
E noi andiamo avanti con Bachisio Bandinu, antropologo insomma, che non ha bisogno di presentazioni, tantomeno avviti, e nel libro c'è un suo saggio che ha questo titolo molto bello ed efficace, Una voce che viene da lontano. E adesso la parola a te. Grazie al grande di Daniele in Aterasita za neanche piacere stiamo godio capita contare venate tenere ma andiamo in bici te lo sconto che non è che deve nascere qualche cosa di importante di nuovo ma io delle cose di nuovo può scontrare voi mi siete spiegati a me tutto gente storia e Daniele Cosello dunque sa andare a Rinocchi e stare muto e tanto abbiamo un'altra camminera diciamo del Rio sull'Ipo tornare grazie sempre a Postiano Piloso ma io ho scossito di pensare uno pastore uno massaggio, fattore panto, uno pastore di vero, uno arveri e uno carzulaio. Si accattano nel Tempio della Musica all'Olimpiade di Parigi. No, pensate, vi sediti, che noi siamo abituati in questa cosa a pensare il largo, dai, no, pensate sul corpo, seriamente, del costo al battoro, dei chinatos, ti dici, all'Olimpia, te sediti. Come reagisce il corpo, la mente, in questo tempio? A Tokyo, in Giappone, con questi volti diversi dei giapponesi, con questi occhi a mandorla, con un universo così lontano da noi. Che reazioni hanno? Cosa succede nelle persone? Provate a così immaginare. Il volto, il taglio dei capelli, il vestiario, poi hanno da manicare, su manicare. Ognuno è diverso. Che succede in questo albato schizofrenia? In Australia, in Nuova Zelanda, modo diverso di agire, di si comportare. In Cina tutti i titoli sono testimoni questi staccanovisti del lavoro. In Nuova Zelanda, in un mondo a suo modo pastorale, o dall'altra parte negli Stati Uniti o in Sud America. Cioè voi immaginate queste 4 persone in contesti così lontani, così diversi. A me interessa cercare di intuire che sensazioni hanno, che percezione hanno, ascoltare, vedere, toccare la mano, sentire, odorare, gustare, ma solo smannico. È un tuffo nel mondo in tutte le sue varianti possibili, batto dei suoi chinati vizi. Perché uno può dire, beh, ma non ci vanno come studiosi per osservare le tradizioni, i costumi. Ma non mi interessa, quella è una cosa da intellettuali, non lo uso in senso laudativo. Invece a me interessa invece proprio i linguaggi del corpo, i suoi passamenti solo, del suo ascolto, del suo epi, come si situano in questi contesti.
sembra una magia, perché abitini abbiamo persone che hanno girato il mondo, che sono andati in crociera. Può Bollare, che sa amicizia a capo, può tornare. Maria Kirk ha girato su mondo, Giappone, in Messico, che ha questa passione. Ma in questo del Quintanielle dobbiamo pensare su che non hanno visto, non su che hanno visto. I numeri non sono stati. Una regione, una terra regione. Ma questo Occhedda e Vardiano, di uno Silleri, Bassa Conta e Mesocche. E su mondo, in un locale giapponese, australiano, europeo, americano. Come suona questo canto? Questo canto è scritto sul mondo e sul pastorio, è scritto in bici, nel coso, le forme. Questo canto l'hanno inventato dos pastores, è giusto di comprendere, come hanno inventato los cantadores la poesia improvvisata. Sono monumenti di un valore mondiale. Non che ha fatto questa cultura pastorale a inventare cose sarde di questo prezzo. E dunque su cante sa, la mettevo negli anni 50 sul Silleri della Canzero Brunno. Ecco, in Svezia, in Danimarca, in Argentina. Risuona questo canto in tutte le parti del mondo. Ma come risuona? E te li spara da chi sta ascoltando? A uno giapponese che sta ascoltando, te li pare, riconosciuto dall'UNESCO, quindi dici che questa è una cosa rara. E però te li pare, ti intendi, ti è provato. È la cattedrale di Avignone in Francia, Medievo, ombre, cupe. I grandi studiosi di musica, ascoltando sul tenore, ti dici: ma da dove vengono queste voci? Non è nulla. Da dove vengono? Sono gli studiosi di tutte le musiche del mondo. Da dove vengono queste voci che narrare non le abbiamo mai udite. È un miracolo. Vengono dalla Sardegna, vengono da Pitti, ma tutta la storia della musica, dalle laudi medievali alla grande musica del Settecento, italiana, Ottocento, Novecento, alla musica europea. Ma questo è scritto in un Silleri e Vizia di Orgoso. E sto tutto il mondo all'ascoltare e all'apprezzare. Non cosa mia di questo bello libro mi interessaria da tornare nell'allegre. Non è solo di storia di Daniele, ma è questo miracolo di un canto sardo pastorale che Sassari non l'ha, Cagliari non l'ha, non è urbano. Com'è intercediti questo miracolo e l'ascoltare in tutto? E mescamente i te provano, i te sentono. Questa voce, questo basso contra che viene dalle entragne. Non è voce di petto, non è voce di testa, non rientra nella musica classica.
poroso das entranhas, attraverso processi di lafaringalizzazione, di nasalizzazione, di particolare apertura della bocca e dei denti. Questo è un parto, questa voce è un parto, è qualcosa di gravidanza che fuoriesce. Può cambiare regole per non quella che sto lunga. Daniele ha capito questa esperienza, può detto tuo sateos, caso tenore remunero ha cambiato, la spezza. Daniele scorso qui ha appiccato su punto esperienza ed è passione che hanno su mere che mere non è nata, ma può narrare. E dunque l'esperienza di questa persona, di questa avventura mondiale, io ho comunque spessato, ma anche qualche avventura amorosa. Come no, perché siamo seri, no? Daniele è super fedele, per carità. Ma scusatelo, io non vi la conto da mani su. Ma per dire di allargare un campo a questa esperienza incredibile, che a pensarci bene, a me mi pare una cosa miracolosa. Un altro è tanto. A me mi pare che i prezzi umani, Minnani Sara, lo stiano piloso, che ha registrato tutto. Non mi interessa solo sul conto, certo, questo è sul libro. Ma Salimba è scambiante, Salimba cammina e deve camminare, se non è morta. Ora a me mi pare che questo è stato devo spotonare un tesoro di grande valore, la registrazione della voce, che parla in sardo e parla in vitese. È un documento linguistico di enorme valore. Che è Sanremo è uno, nascito in bici, pesato in bici, che è dato un vizicheso vero, cambiando pure su tempo, ma stesse mere del Salimbi su cambiamento e abbiamo una registrazione che serviti, può sei scuola, scasu, sei da scambiarne meta. E questo è un documento che narra te cosa vizzicheso e uno del 94 anni si scusa. Per fare pacca poi. Si fanno le ricerche universitarie per ottenere cose del genere e qui ce l'abbiamo, gratis. Questo bisogna che la biblioteca di Pitti ce l'abbia, la registrazione, perché avremo vocaboli che i ragazzi di oggi che parlano in pittese non hanno più quel vocabolo. A me mi pare che sia parola grogu come un giallino e rumorino grigio e il suruio non è il rosso, è il suruio, è il subiaito, è il sutanato, tanato. L'ho lasciato biaito e tanato, adesso un po' da che l'ha dato. Biaito, tanato è thanatos greco, la morte, un colore di socorrutto. Dunque, questo è un documento in portomano, la registrazione, che è il vitese di 94 anni. È bene averlo. Ringraziamo Daniele e Bustiano Piloso, artefice di questo dono. Noi ne siamo orgogliosi, lo abbiamo e possiamo usufruirne negli anni, a mano che sull'efficacia cambia. Abbiamo la fonte originaria di un parlare pietese di un anziano che ha vissuto anche i processi di cambiamento linguistico. Grazie.
Artisio Bandino, e sull'onda delle parole che lui adesso ci ha proposto, mi viene da leggere un brano piccolissimo tratto dal libro dedicato a Samesuok, che è la voce che ha interpretato Zio Daniele. È un brano che dà l'idea della ricchezza sonora e anche linguistica. Mesuoke. Attonata, una mesuoke che lega bene con le altre parti del tenore ed è caratterizzata dalla perfetta intonazione. Istemperiata, che tende a uscire dal temperamento, non è stonata, ma è comunque forzata e rischia sempre di trascinare con sé le altre parti con la perdita dell'armonia globale del tenore. Drinniola, dal suono metallico caratterizzato dalla presenza di frequenze alte che ne esaltano il timbro acuto facendola emergere dal tenore. A conto suo, che canta per se stessa senza tener conto del tenore, crea un distacco rispetto al resto del gruppo, con perdita parziale dell'armonia complessiva del tenore. Questa varietà è molto preziosa perché se le parole non sono scritte si possono anche perdere. Quindi grazie anche per questo contributo. Noi andiamo avanti con l'intervento di Sebastiano Pilosu, che ha raccolto il racconto orale di Zio Daniele, lo ha tradotto da Esalimba Nostra in italiano perché potesse raggiungere la più vasta platea di lettori, e l'ho fatto anche da esperto, da cantore e da amico di Zio Daniele. Vorrei partire da una riflessione che mi sembra dirimente ed è contenuta nella sua riflessione del libro, poi ci spiegherà meglio come nasce e come si evolve tutto il percorso di questo libro. Il canto, dice, nella dimensione tradizionale non era concepito come esibizione, ma come momento di condivisione, di dialogo e di vita comunitaria. Con il passaggio alla scena pubblica assume nuove funzioni e modalità espressive. Ci dirà meglio, a te la parola. Grazie, salute a tutti, sul bene accattato, sul bitticheso e salutiamo a Puido Vinzas, gente di Atterbidas. Noi sappiamo molto che regionamos dei tenori in bitti, che magari a posa ragionare di queste cose. Questa volta però vado a zico di emozioni in bruso, mi dovete scomprendere che a potendo come tornato onere e onore del fare questo trivaglio che mi ha cercato Daniele, che quando è stato il 2023 riconosciuto da Sise, che ovviamente non è stato ammentato l'ex presidente Lavra, poi calcolata anziché tempo mi pare che tutta questa cosa, tutta questa vita colata coi si cambia senza che barre qualche cosa, un conto di questa esperienza mia. Ha pensato a te, arruinato so che è una responsabilità. Manna. Maria ha nato capolezzi la vita di un uomo, sa dedizione, canto, bacretti, sa volontà. Ma io innanzi tende a ragionare che nisse e dia saida essa responsabilità che restano conto di un uomo, certo, un uomo da saida che in una vita esemplare, una cosa unica, ma è un conto di una ida. In intro le zitelu bel bit, in donzi passo, in donzi cosa. Io non so i chesi, io sono torpino, te contiamo noi torpini. Io sono torpino io. E contare una traida è sempre una responsabilità di mano. Poi finza sposui di che si vuole dallo fare, perché se è facile come io, che vada un montone di cose antiliche, e sono sicuro
che va in baglio oscuro, che le comunica già mentovato, che non conosco tutte le questioni bitichese, le parentelle, le cose. E anzi, se le zide lo tutto, un bebaccar che così che da non torna, che io ho compreso male, tanto non sa fa che si deve scherare di un'altra edizione, questa scosighetta di un numene vadito, di una cosa, la scurezzimus, che non essendo dei nove, qualche cosa di sicuro mi che fuita. E poi ti mando le lesere in attenzione, proprio poco su. Che è importante contare ene, saibla. Qui tenaro questa cosa. Leggendo il torrente alla leggere, finché si li scrive, regando li scrive, non lascia leggi. Ischisi e non ischisi, su chi esse da campo. E scandalo d'ora a leggere, ti tabbizza. Tabbizza di un montone di cose che non tende viso abbizzato i scrienti. Tabbizza sa che questa gente, come te filmento vende bacchiretto, se sta cattata in club teatro in Parigi o in Adelaide, in Australia o New York o Houston, un bel sia, ma in conca mai un minuto che l'erbesido che viene sempre in vita. Io gusto a compreso. Finza scando che fini in cada sia luogo, fini sempre persende, io rappresento a bitti. Certo, quando fini di sestero rappresento la Sardegna in oca, non so io. Questo lo diremo tutti los cantatori a tenore, attenzione, che è un carattere nostro, su tenore. Remuno e loco, senza le buone da cadu, de bitti, non è nulla. Pote girare tutto sul mondo, ma è scusso che intendene, quello del fuoco, questo de bitti intende. O de qualcosa, o da calesi a bitti, intende in cusso. Questa è una cosa de plastica. Che due pone in cue, bellissima, funziona perfettamente, lo vuole fare che è intelligenza artificiale, però il bello pure sono. Perfetto, s'accordo, tutto. Ma non besomine, ma non beste saida. Io gusto a polizia. La polizia tu, che in donzi luogo, che sono andato, vai a bitichesos. O qualche volta posso essere schinono per dattero sardos. Signir caíana vin sempre sparis, sempre in Sardegna. E su senso, come in fondo, è scusso. Tu e cantas e in un guile che sono scompanzo quando staccas. Tenes da mezz'ora e cantas. Da poi essendo non zilleri, bisogna con il tuo amico tuo e come se non da me e cantas. In fondo, isso sono sempre scantato gai. E questo non lo riconosco i pezzi gai carese intellettuale, studioso, no. So esatto lo scantatore a tenore ve lo riconosco. Questo è appare il mio già sostanza. Commente Daniele Narada, che io non le zide giustamente, pronte una volta e su conto su, noi non abbiamo mai traito sa tradizione. Abbiamo sempre fatto cose che itti su tenore riciclisce. Poi da un altro canto Narada l'hanno scambiato. Questo è sul senso vero di questa cosa, comprendere ambas questioni.
tutto cambia da canto il bio, tutto si annuada, tutto si adatta, tutto ischi vivere sa modernità. Su tenore non esempio ma capizzatos. E però cantiamo in una maniera differente. Ma capizzatos. Come tutto noi si sa vita, cambiamo, manco non capizziamo. E non siamo sostituiti musei, siamo usati noi sempre. E su tenore è stato caro. Ed è bellissimo in questo punto. Che abbiamo tutto questo cambiamento, che però è sempre schincuta railina, funguta, che non si chi stacca mai, e fuori a malo che si chi stacca. Non po' sconto questa questione di momento, però siamo arrivati a questo. Due parole solo, che se no io stai al ragionatore, Daniele, ma io Bruno brullo. Potete immaginare che quando questo Daniele mi ha mandato bustiare, insomma, a scuola come te fa? Io non sono un scrittore, non sono abituato, non ti scrivere manco come te fa, che ma zua, sa, può piacere. La prima cosa è stata, ma in quale lingua li scriviamo? Caso ovviamente vado, bacchiretto, è in portumano, sto un documento. Questo si lo fa che si sardo, un documento linguistico pure. Damos a regione meta. La prefazione io l'ho scritto, l'introduzione che ho scritto. Ho scritto che è stato questo difficile pure, che io sono fissato che sono usato. Non è che ho un'idea gai, sono proprio fissato. Io penso che sia importantissima la lingua nostra. Ne sono convinto, ma totale. Come pure mai lo devo fare in italiano questa regna. Caseve lo devo fare in sardo quando tengo un microfono in mano. E ne è stato per me difficile a decidere di lo fare in italiano, a poco errato, in intro di me. Questo è attraigere. L'isco sta a traigere, ma intellettualmente cui. Ma è sta a traigere vinta sa lingua e su senso legando 2 secondi che lo ziras in italiano. Non è sfruscuto. Un'altra lingua non ti narra sono a te si cose, che deve per fare un altro ziro, un altro inghilio. In Prugeo non so Daniele così. C'è so un'altra persona che bustiamo piloso, che sa il vedere mea, sa lingua mea, sa maniera mea. Vada tanta traduzione in intro. Tutto fatto da esa regione di 2 persone che vogliono fare sparisi un conto. E questo conto si commenta il bello, lo vogliono fare il bene. E gli dedicano tempo il meno. Queste interviste, non sono interviste, sono regionali tra 2 appassionati di tenore, di 2 edadi differenti, ma io pure che sono anni, qualche cosa che li scoglio pure. 2 arregionati hanno fatto a comincio 6 volte, sono sempre bene. Donze volte, sotto al 2 ore, manco cominciamo noi. Sotto al 2 ore, è bianco, mi cambia abiti con una mezz'oretta del regionale, non esiste. O a Montepetroso, no, 2 ore, 3 ore, a Manzanata. Poi a un certo punto, ma io non manica sa che noi capite che ne ha una su un mese. E poi tornato, altre al battero, chi in beolta, spuno tornare, le aree s'arregliono, le ho compreso, non le ho comprese, eccetera. Vado un trivaglio manno, di una volontà di manna. E questo, per me, può essere bello se siamo resessidos a 2 cose. Uno, a fare in maniera che Isaida de Bitti si vota in qualche misura e sprecare in questo conto. Riconosco e narrare è un conto di uno dei noi. E tanto sono contento. Sono contento sì, sono cantatore a tenore, sono chi bidene nella Sardegna, potrà resta in italiano, però pare di un sardo. Grazie.
Grazie Agostino Piloso. Proseguiamo con Ignazio Macchiarella, che è docente dell'Università di Cagliari, dove insegna etnomusicologia. Conosce molto bene Daniele Cussello, già nel 1987 l'ho contata per il viaggio negli Stati Uniti, e così. E poi mi colpisce una battuta che leggo nelle sue riflessioni, nella prefazione del libro. La prima volta che ho sentito parlare di un'autobiografia di Daniele Cossellu, la cosa mi ha fatto molto piacere e ho pensato, finalmente ci voleva proprio, e adesso ci spieghi perché. Grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui, è un grande piacere per me chiacchierare con Daniele. Ci conosciamo da tanti anni, mi permetto un piccolo racconto aneddotico e poi passiamo invece alle cose serie, perché ho promesso che devo fare un'interrogazione a Daniele. Noi professori facciamo spesso le interrogazioni, ho smesso stamattina di fare esami e interrogazioni, finisco oggi pomeriggio con Daniele, quindi preparati a essere interrogati. Io sono profondamente legato a Daniele. Il lavoro che faccio io, l'etnomusicologo, mi permette di conoscere tante persone. Ci sono persone, cantori, con cui si crea subito un particolare rapporto di amicizia, si crea qualcosa in più, il duende, sì, qualcosa in più, il duende, che, come si dice in spagnolo, che fa sì che, anche se ci si vedeva poco, ci si è visti poco in questi anni, però quando ci vedevamo ripartiva il fouet ed eravamo come se fossimo lasciati poco tempo fa, eravamo insieme, eravamo amici. Io li ho conosciuti loro prima di quella data lì. Daniele cita un passaggio in Sicilia, a Erice, li ho conosciuti a Erice, paese in provincia di Trapani, dove c'era la rassegna della Zampogna, si chiamava Zampogna d'Oro, un nome terrificante. E loro erano stati invitati più volte, io li ho conosciuti il primo anno, e poi questo primo anno sono andati a cantare in vari paesi della provincia di Palermo, io sono di lì, e hanno cantato in un paese che si chiama Misilmeri, che era a 2 passi dalla casa dei miei. Per cui ho preso i miei genitori, mio padre e mia madre, siamo andati a Misilmeri a sentire i tenori snippiti. Arriviamo lì, gli organizzatori, che erano un disastro, avevano sbagliato locandine, date, eccetera, eccetera. Morale della favola, non c'era nessuno, c'era il teatro vuoto, i 4 cantori e io, mio padre e mia madre. E quindi siamo rimasti lì un po' a raccontarci delle cose. Mio padre, che era contadino, gli ha chiesto delle cose sulla vigna, insomma, cose così, no? Poi è arrivato il vanno e loro dovevano ripartire. E allora giustamente mi hanno detto, vabbè, prima di partire facciamogli sentire una cosa ai tuoi genitori, mica possiamo andare avanti così, no? E avete fatto questo concerto bellissimo. Io avevo le lacrime all'emozione perché ero giovane, avevo le lacrime proprio di emozione per una cosa di questo tipo, no? E quindi hanno fatto un concerto privato per i miei genitori. È sempre stata una memoria di famiglia bellissima questa. Per cui con questo tipo di amicizia, insomma, tutte le volte che ci vedevamo con Daniele, con Piero, era una cosa meravigliosa, insomma, una cosa. Poi abbiamo fatto anche qualcosa fuori, siamo stati a Houston, abbiamo fatto delle cose un po' in giro e sempre, ogni volta, la cosa che mi colpiva era come appunto riuscisse Daniele a rendere efficace certe cose molto difficili da spiegare tecnicamente, perché insomma c'è una faccenda anche di linguaggio riservato nel cantatenore che è una cosa particolare. Quando io ho cominciato poi a lavorare a Cagliari ho invitato dei musicisti a venire a fare lezioni ai miei studenti e Daniele è stato il primo a venire, forse il secondo, forse il primo è stato Peppino Parimonte di Oliena e poi forse abbiamo fatto questa cosa così. E al Conservatorio di Cagliari abbiamo fatto questa lezione di etnomusicologia che faremo presto perché Daniele mi ha promesso che torna a trovare i miei studenti, no? Questo è incredibile. No, se no organizziamo una gita e veniamo con i miei studenti, forse a loro piace di più. Vabbè, insomma, questo ci pensiamo. Allora, fare musica di tradizione orale significa incontrare delle persone. La prima cosa che io insegno ai miei studenti è che la musica esiste se c'è qualcuno che la fa.
se c'è qualcuno che canta, se c'è qualcuno che suona, altrimenti semplicemente la musica non c'è, come in questo momento la musica non c'è, è nella nostra mente, nel nostro corpo, ma non c'è in questo momento. Se qualcuno si mette a cantare, allora la musica arriva. E quindi la musica è una faccenda di persone, è una faccenda di persone, è una faccenda di incontri tra le persone. Quando si fa musica si incontrano delle persone con cui si hanno rapporti buoni, rapporti meno buoni, eccetera, eccetera. A noi etnomusicologi, a noi studiosi, per noi è molto importante questo rapporto di interazione con i musicisti, perché è fondamentale, insomma, un altro modo di vedere la stessa cosa. Io con i miei studi vedo il cantatenore, lo considero in una certa maniera, loro che lo fanno lo considerano in un'altra maniera, con un altro punto di vista, con un'altra prospettiva. E quindi per noi studiare i due punti di vista è fondamentale, non studiamo soltanto quello che noi capiamo di quello che stiamo ascoltando. Normalmente l'etnomusicologia, non quella scientifica, esiste un'etnomusicologia, diciamo, amatoriale, e poi esiste quella scientifica americana, con quelle società di controllo internazionali in cui facciamo parte, insomma tutto quello che noi scriviamo passa da una verifica internazionale, insomma, e quindi ha una dimensione scientifica proprio per questo. Con l'etnomusicologia scientifica per noi è molto importante i due punti di vista. Il nostro punto di vista è quello che io capisco di loro che stanno cantando, e poi il loro punto di vista, cercare di fare in modo che loro dicano in parole come interpretano il loro canto. Allora io voglio fare questo adesso, chiedere a Daniele alcune cose dal suo punto di vista, e soprattutto gli chiedo di parlare di persone. Va bene come argomento? Ci proviamo? Allora, la prima cosa che ti vorrei chiedere, con il cantatenore, con l'UNESCO, tutto quello che è successo, sono venute molte persone fuori dalla tradizione, giovani, gente che veniva per provare la trance, no? Che arrivavano da tutto il mondo, dal Giappone, ti ricordi quando avevo chiacchierato con quelli del Massachusetts? Tu ti ricordi che c'era stata questa cosa? E allora, come l'hai visto tu? Come li vedi tu queste persone? Secondo te, perché sono venute qui a Bitti? O vi hanno seguito? Oppure perché hanno provato a imitarvi, tipo appunto questo gruppo del Massachusetts? Perché? Ma siccome te capisco che tu Sosardo lo comprendes, non la edas, ma lo comprendes. E che narrare chi questa gente che è interessata, suonerà in ocche, e applicare appunto e a intendere sul canto nostro come in passato. E quindi certamente che noi che ne possiamo fare una cosa manna, imparando per esempio a cantare a tenore, come hanno imparato siete sos americanos, come pure sos giapponesos. Hanno imparato, ma poi che in una capacità che pariana in lingua visichesa, la tradizione, la mantesa abbastanza bene. E questa gente non finì de gai arrivato a Inocche però per si divertire, no, sono venuto pro a berrere una cosa interessantissima per isso. Non lo sape inteso spruso, però hanno piccato sos appuntos. E abbiamo arreonato 70 ore. Quindi sono venuto però a prendere, non proprio nello stato. Promossi, come vediamo, sì, queste persone sono La promozione. No, questi che sono venuti, li promuoviamo, li facciamo promosse. Sono promossi. Li accettiamo, sì. Sì, non li accettiamo, però che sentiste in domissolo. E poi c'è un altro episodio
adesso mi è venuto in mente a proposito della confusione che si crea sui nomi e sul canto. Non so se forse non ti ricorderai perché insomma, però una volta io mi ho chiamato perché a Trento, città dove abitavo, avevano affisso dei manifesti dove c'era scritto: questa sera concerto dei Tenores di Bitti e il nome di un altro paese sardo. Cioè questo giornale aveva capito che Tenores di Bitti era il nome del canto, e poi c'era un altro paese, il nome di un paese, il nome è difficile, immaginate quale. Tenores di Bitti di Orgoso no, non può essere. La copertina è a casa mia, se qualcuno vuol vedere la mando per me. Seconda domanda: altre persone che si sono avvicinate al vostro canto sono i musicisti del conservatorio. Poi siete andati a Darmstadt. Darmstadt era il posto più incredibile e più raffinato della musica d'arte del Novecento, insomma, avete cantato in un posto dove la gente avrebbe appugnalate per andare a cantare, soltanto per entrare. E quindi siete stati lì e avete fatto un bel esperimento no? Ecco, con questi della musica classica, diciamo, della musica d'arte, che rapporto avete avuto? A Darmstadt non ha entrato mai uno canto. Los primos que hubiésemos entrado siamo stati noi. E abbiamo saputo una cosa graditissima all'uiso, come veramente per noi, il suo modo che ascoltaiano questo battere d'occhio. È stata una bella esperienza, e vi aggiungo questo, che un musicista può essere cramato, che è uno bravo, ma bravo, veramente bravo, devi accolare a Darmstadt. E questo non l'hanno contato isso. Noi siamo in che prosa musica, ma questa cosa per noi è una grandissima cosa. Voi ringraziamo e ringraziamo os Sassari, che sono stati piccati a cordos, i sassaresos, Franco Oppo c'era, Franco Oppo di numero, ma insegnava a Cagliari, sì, mi lamento bene. Promossi? Come? Promossi dell'Accademia? Sì, a pieni voti. E adesso veniamo a quelli più difficili. Quello più difficile è sicuramente il jazz. Io non mi hagas camminare a punti sus. Quelli più difficili sono soprattutto il jazz. Come la mettiamo con i jazzisti? Io mi ricordo sempre la tua telefonata: Ignazio, stanno venendo gli americani a suonare in paese, che ne pensi? Li conosci? E io gli dico: ma chi sono americani? Ornette Coleman, mi pare che si chiama così. Ho detto: come Ornette Coleman viene Pitti e lo dice così? Ornette Coleman, noi l'abbiamo conosciuto in New York. In New York abbiamo cantato in un teatro Symphony Special, io non riesco manco a pronunciare, è una scrittura in questa. Quando siamo usciti dal teatro, abbiamo saputo come si chiama Ornette Coleman, che Isio Saba de Ossier, un grande manager, questo Isio Saba. Un microfono. E non stata veramente orgoglioso di questo canto, e ha detto: quando vengo in Sardegna faremo qualcosa assieme. Naturalmente l'imissoro, ma biti Isio il traducchiat. Dopo Carcanno, Ornette Coleman è venuto veramente in Sardegna
a cantare in Sardegna. E mi telefona da Isio: Daniele, guarda, è venuto il Hornet in Sardegna, quindi è molto desideroso di fare qualcosa con voi. Quando potete venire? Io veramente brullato. E perché non me ne disse? Suggeriti ai Curde, a Hornet, e sono venuto sapessi. Sono venuto sapessi. Non che queste pacchito che hanno fatto sa sprova si no. Su quale che poi tanno siccome io ho invitato a Riniscano, assessore alla cultura sul comune di Vissi, ha parlato, si tiene bene Eni a Sariston che batta uno grande suonatore del sassofono. Nel Veneto, è stata cara corretta, e poi finché sta andata, che era stato Mossuva, e lì nasce soprattutto, ma non in crisi. Il cinema, e che via chiesa costare sul cinema? E sono andata che mi ha telefonato Daniele, poi insomma e così via. Che costano queste su mezzo suonatore del sassofono di suo mondo. E lì nasce soprattutto, ma lei. Però non mi lamento bene. E potete essere Hornet Coleman, proprio cusse. Me la sera, e che mi ha che mi si Hornet Coleman. Che poi questa cantata in pare che l'hanno fatta poi danno di Saviera e Cagliari, un paio di giorni dopo, però anche se mi hanno andato a Sassari a fare sprova al Teatro Verdi. Comunque non è che conosco questa storia, ma certamente cadono connubio e noi lo conosciamo bene, lo connubio. Però a me mi interessa naturalmente di mantenere sempre questa tradizione nostra, ma questa cantata a me mi ha fatto veramente piacere a conoscere simili persone di alto valore per vero e proprio. Sì. E come te potete essere per esempio Peter Gabriel. Peter Gabriel, oltre a tutto quanto su Michele che hanno saputo, sono incontri, insomma e così via, addirittura è venuta Bissi. Mi telefonata, il vicinata, ma come aver subito dai conto? Gesuino Diana. Gesuino Diana chi conosce bene su inglese. E mi telefonata, Daniele guarda che è venuto, come si chiama? Peter Gabriele viene di Sardegna e che venne a visitare. La conosco. Non fanno bene. Siccome questo Manzano ha fatto un intero di un'obrata di Messere Meade che in 20 anni, quindi siamo in lutto. Ve lo riferiti e ha risposto, vale a dire che andiamo a fare le condoglianze. E che potessero fare. Cioè questa persona di un certo livello che nana, queste este brusa sa mano le calesie persone. Comunque il completo casa della Zacchena, ricordate il completo casa della Zacchena, ha messo il giardino Ma Zacchena
Ah, a Sachena. Beh, a Sachena, io sono andato a chattare, a Sachena, che devi avere un contatto di alto livello, sono attesi, e poi per fare sia cosa, noi poi tu si innabissata, sto domando, e allora canto io. E ha cantato io, e vestiti sul giornale, televisione, così via. Io sono andato ai Codoni. E in piazza Municipio, in Sachena, arrivo a Saianna, non si può entrare. Ma io sono Daniele Cosello dei Tenori Stipiti. Ah, allora passa. Abbiamo parlato per un po', insomma lui stava preparando per fare il concerto. Va bene, ti chiedo l'ultima cosa, poi invece un giudizio sugli etnomusicologi, senza il sottoscritto, gli altri, Pietro, Bernardo, gli etnomusicologi. Si sente la domanda. Non sente nulla. Si sente la domanda. Puoi ripetere la domanda? La domanda riguardava gli etnomusicologi, perché per noi è molto importante avere la valutazione delle persone che... Quindi gli ho chiesto di parlare non di me, ovviamente, che sono qui, ma di ricordare insomma, qualcosa su Pietro Sasso e su Bernardo del Tacerco. Sì, ho avuto il modo di conoscere Pietro Sasso, il professor Pietro Sasso, grande personaggio. Questa prima incisione che abbiamo fatto noi in Cagliari, dopo un mese che è visito in commercio, ha capito modo di intendere questo canto. Quindi Pietro Sasso, Chinni e Leonardo Sole sono venuti a Pitti, a Catalano, ma visto prima. Veniti a Sossillere, Franceschetto e Lai, i nove Niana solamente vino. Pascale Pittalisi, Piccata, Turca Saianna e Noisi, Intro e così via. Hanno pienamente scanato e ho fatto 70 scorse. Chi su Cale che hanno sentito annanne mi hanno detto con voi ci vediamo presto e che è stato insomma Pietro Sasso a noi si è stata bene aiutato, infatti sì canno a me mi minaraia il Ticinata ha fatto la scoperta del canto a tenore dei biti e queste costate, beh, a me, vi posso narrare, a me sa prima aiuta me l'ha fatta Pietro Sasso e quindi io ho nato un appello prova iniziata il Veneto a Inocche. Quando in occasione è stato il festeggiamento del premio Europa per le arti popolari, posto dall'Università di Göttingen, su quale Inocche in questa occasione serva e dato del Battle Limbas. Martí y Pérez della Spagna, catalano sì, della Spagna, poi per quanto riguarda su tedesco, o Schmidt, noi hai tagliata su tedesco, poi per Veneto, da Londra su
Sì, sono ambasciatore venne più dopo. No, ma questo è che sono stato organizzato, insomma, questa premiazione della dare a me, insomma, e così via. Milionare veramente per altre cose. Alla prossima. E riguarda, come lo vedi tu il candidato? In forma? Per il futuro stiamo tranquilli? Certamente che sono tranquillo, che sono navigando bene e il suo tenore è bene formato, è ben addestrato e quindi come tu hai conta che a Lucramarene a Sanremo perché noi non sono chi vi potete entrare e pure lo hanno chiamato e hanno fatto un sapere di solo, quindi hanno una capacità abbastanza elevata, ma io che è nata tanto e tenore noi e questo solo e batto insomma di un certo valore proprio e quindi questa tradizione non si perde, commenta non si perde sul gruppo tenore stipiti di un noi luogo. A chi minuti? Yabbi bravo ya. Bravissimi entrambi, grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare domande dal pubblico, brevissime, va bene, si prepari. Intanto diamo la parola a Bustiano Piloso. Una cosa che mi pare importante, la prima è che possete abbizzato su questa memoria che tiene. Questa è forse questa generazione, questo tempo di quando la memoria vi più esercitata. No, sorbicchinato. Sorbicchinato scuro. Guarda, una memoria che non pare bene. Una cosa non che c'è, si ammenta da quando sono entrato, come che vi fidi, dando il bene di compare. Cosa che a tempo di oggi io l'ho scritto con Arre, no? Questo libro ho tornato a leggere, a scrivere, a fare, uno me la sammento più. E si sammenta tutto come che scommo in 12 minuti. Quindi dai gusto sa qualità finza di un'opera come questa, e finza una qualità che viene dai gusto a memoria forte. Che dai da tutte le persone che sono entrate in questo conto, l'importanza è solo. Vado un elenco di cantatori, bitti che sono dai sottighenti a tutti a metà dei suoi che sono un documento forse a soldi non importa nulla, ma possa ida dei bitti è un significato che non finì mai, tutte le famiglie, tutte le erenze. Tutto manteso in una memoria storica incredibile, che appare davvero come un documento importante, posso denore e pubblico. E questo su conto di tre scompanzi, che mentre vado Mario e lo sa mentre vado Stue, sono scompanzi di un viaggio che non si fa che da solo, che gli mentre fare sono primo scompanzi, che e la forza di questo tenore fidi di questa companzia. Questo tenore è il fatto di una companzia, è il fatto può cantare Parisi, esiste di può cantare Parisi. Magari battore essere Pullman, battore Pante, battore Bandini. Giochi un applauso per un di questo.
i grandi britannici, tanto di fattore, cioè, noi si dobbiamo una verità, quando uno di noi tiene successo, non è solo, come ti posso narrare, e sentischi cantare mi, tutti sono cantatori di Sardegna, hanno riconosciuto in questa gente una qualità alta, meda. E Piero, un nome che teniamo tutto in conca, tutto cantos, finza se chi non crede. La venimmo tutto in conca, tutto sa scantone se che ha pesato in una vita. Tutto il disco che abbiamo ascoltato quando vedi su jukebox, tutto lo teniamo in conca. È la verità. Finza il teatro al vita, il ben rapido, tenore, il bellissimo, fatto da gente eccezionale. Ma questo il battolo, fini, a bere, e poi la qualità di tale stata. Non fin solo batto scantatore se gai forte, gai bello, gai bravo, ma fini battor amigos, unidos in sa vida come te vini unidos in su cantare. Questo lo quería narrare che prima altre cose mi hanno alleato sa via. Proprio narrare di suo tenore quando l'hanno formato su 1974 uno dei sormenso su tenore di Vissi. Intanto io che ti comparito con abbiamo una differenza di un anno. 31 mesi e 32 orgeo. Battore Pante, di 1922, in ghiata de cannos a mie, Piero, invece a iata 9 annos, in pruso de mene. Nel 1974, su 1994, a 20 anni battore, io non ve la so a che ne prus. Come non ve la so a che ne prus? Battò, guarda che tu sei un pilastro, lo isi e lo sese e la saesse. Ma io non me la. A sostituire a battore, come ti fanno, este uno pilastro metta volte. E tanto io chiamo San Lusinga, lo giochiamo a battore, insomma. Poi tanto comincia a tornare, a Sestero, Novito, Ruprus, sa sarda, sa però. Buon Falco. E come ti accoglio io, che non avevo assistito, che ne tieni? Spero che spuntata che Mario Pira, lavorando in continente, e vendita bissi pro un sposo. E su cade che io, a Marieto, noi, a Pisino del Batur di Carnoso, l'hanno spiegata a Santo Dialora a cantare. Poi, che Marieto stagliata sempre in questo stiliere, intanto andiamo sempre sul stiliere Franceschetto e Laia a cantare. E Marieto, ignata con loro, piscino, a sportare, insomma, e così via, a me la che ti sprovare sul basso. Ma, non sposta poco. Passo. Quindi scriviamo su chi Marieto poteva hackere su canto
in mezzo a sette manna, insomma, e così via. Quindi, chi era per questo sposo? E l'ha chiamato Maria. Siccome che battore pante che si chiede di vite, a vedere a girare tue. Ah, me lo sembra vero. Ma se sta vero, io giro e dosa serviese a suo datore di lavoro e io giro. Ed este camminata de gai, quindi io sono vantapattolo in occasione del primo ventennio che hanno fatto Chigno, Daniele, compare Tucconi, Battore Pante e Piero. Quindi Eniti sostituito dai Piero. Dai Mario, io sono. Sono dove seduoso, compare Tucconi in malattia. Questa malattia non manda di guerrare. Ti sostituimos. Sostituito bene chi Pierluigi Giorno. Sono mi seppatore di sinché mori Piero. E venite sostituiti dai Dalletto. Poi i sodomi 79. Questa sorte è stoccata via. Bene sostituito dai Andrea Sella. E in cui io ha finito dopo 40 anni di essere suo presidente e suo tenore rimango io. Di Gasproni. Va bene di voi. Saluto a tutti. Io che non ammetto, mi piacerebbe di dare in questa occasione per tanto motivo. Per stima e per sapere che ha pochi Daniele e per sa arte sua. Augurios a Daniele Cossello per questa bella valentia dessa autobiografia sua. E parabene a Cristiano Piloso, il curatore di questo libro. È una dia bella per Daniele, per la famiglia sua, per i suoi amici e suo tenore del mondo loco, e per la ida nostra, bisogna dell'onare. Se in questo mondo siamo scornati il finito del meta per il suo tenore, che nos ha dato Luca, in tutt'ue, abbiamo sempre scritto che a dare valore a s'arte e a sa musica sarda è da dare forza a sos pilastros che mantiene l'anima del suo popolo sardo. Daniele, Pizzero Sanna, Tancredi Tucconi, Battore Pante, Mariello Pira, Dalledo Ruio, Pierluigi Giorno, Andrea Sella, questo hanno fatto, pare schizzo tenore, che bisogna, pruzzovano, puschezzinos, ma che cantano in suo festas, in suo pranzos, in suo tunnenzos, in sua vita de sardina e non solo. Han dato forza a sos pilastros de s'anima sarda. Noi che ascoltamos, che ballamos, abbiamo il compito di bigodire.
da metas anni ho sentito questa bellezza. Ho fatto conoscere l'impegno di Daniele a suoi amici meus, a Pinuccio Sola, scultore di Santi Sparato, a Pablo Volta, fotografo italo-argentino, a Gianfranco Pintore, scrittore, impegnato in politica per suo popolo usato, e che hanno agradecito e ricambiato l'ospitalità in Salvidas di Soro, in Orosei, in Santi Sparati, in Cagliari e in Parigi. Quando Saida Mea mi ha dato l'incarico di essere amministratore comunale, ha fatto in maniera che Daniele era aperto di scuola, de canto a tenore pro 3 anni. Nos cramaiana da tutta Italia, da Europa, nos cramaiana sulla radio, sulla televisione, vai a gente che queria frequentare sul tenore e studiare in ocche, queria bene le tuttue. A proprio di mannato, in questo ultimo anno che amministratore, un corso di formazione professionale regionale di canto a tenore, che si è assessorato al lavoro, d'anno ha approvato. Vi penso a Silvestro Lado, in questa occasione, che hanno sul progetto che ho presentato e si è stato approvato, in questa stessa istanza, che si è assessore al lavoro. Noi dobbiamo agradecere questo dono in convenzione, il dono del suo canto, il dono dell'arte musicale antica del suo tenore. Noi dobbiamo agradecere questo, so canes al mano, e a berines alle scovas, perché sul minore si imparano gallo a cantare un canto antico, ma sempre Dio, come è tornato Cristiano, è sempre nuovo, forte del sentimento bonus, sentimento di pace, sentimento di amore e sentimento di libertà, pro tutto. Augurio Daniele. E ora bustiamo composto. Io non ho sempre che questa idea di visti, io la chiamo idea di ascoltare. E una idea di ascoltare so che viene da fuori a testa, no? Che qualche persona che stanno innanzi ha fatto in maniera che bisogna questa idea ha fatto una occhio, sa che questa idea è del suo tenore, in tutto il mondo, in tutta la Sardegna, in tutta l'Italia, in Europa, che hanno già da visti che chi veste sul tenore e che quindi sa che questa idea e sa che sul tenore. Non che per una sola corsa, de che non siamo abituati, abbiamo abituato che lei, abbiamo abituato al nottambulo, vi lo siamo un galucon, vamos a un gruppo scuro che cantano, però è strano che sa che è vestita da questa idea, e in particolare sa che del suo tenore. E questa idea oggi è solidale, che in questa caratteristica culturale, proprio raichina, fondante della idea nostra. Però io sono intervenuto non po' questo che chiaramente Daniele l'ha già ringraziato tanta via, se lo torno a ringraziare, l'onore hermano, veramente una cosa che viene a emozionati, insomma, in qualche maniera. Io però che ho intervenuto, però gli altri una domanda a Daniele. Poi io sai da Daniele è stato che in te, è stato che su tenore, ma è sempre stata gai. Ho battapito un momento in un sul tenore e quasi una cosa, vista come una cosa strana adesso Ida, battapito in un momento in un Bonnaraiana che invece era gradeschi, io sono convinto che sul tenore ha una continuità e
e sono sicurissimo che questa cosa non solo te la perdere, ma ata a rimanere. Sa vocazione beste te sorsovano. Per esempio, quando io ho deciso di aprire una scuola di canto a tenore, sul 1995, ho creato questa scuola che potimenne di perdere sul timbro di suo canto visichiso. Pruite, si sentono fitti cantando bruso i sorsillerisi, si sente anche i molinne. E quindi queste spesine si ascoltavano tantas incisiones di musicassette a sos tempos. E ascoltavano su tenore di visi, intendete, però cantavano sa donnesa, cantavano a Sorgosolo, Mammoiata, Lodè. Quindi questo spesino temia io di perdere sul timbro visicheso proprio, ascoltando tutto questo San Michele, canto a tenore, di diversa tradizione, diverso timbro e canto. E quindi questa cosa si è incominciata a allargare tanto, allargare. E poi noi abbiamo battos tenores che non hanno invidia di nessuno, sono bravissimi e mantengono questa tradizione. La domanda tania i sassala, quando non boscheriani i sassala. Questo è stata una crisi che mi venne in seconda parte del 1900 che in banda Kimber, adesso che in banda Kimber a su 60. Si è deciso chi è organizzata su carnevale, niente tenores, niente balle. E va bene, e noi su carrasecare non la chiamiamo conto nostro, non nacco. Dove che persone, tra uomini e femmine, cantanne e ballanne. Questa cosa è durata finamente dopo 3 anni. Dopo 3 anni, 1958, dopo 3 anni, hanno deciso di invitare sul tenore e il ballo. No? Come non vieni con noi? Noi continuiamo a conto nostro. Se non lo scrivete, noi forse non ne abbiamo. E poi, naturalmente, pacche, insomma, e così via, e questa cosa. Però poi, sempre in questo periodo, va capito una cosa veramente da caserma, addirittura su Marissaglio ha privato di cantare a tenore. Canachitti, una cosa che si indegnata troppo, quando si sente passaia di sa piazza. Sono disturbo, insomma, hai questa sente, non potremmo entrare a Selleri, ai Selleri, ma sul tenore.
su tenore, ma tantos e tantos tenores, sono silleris, e quindi canta io tu, sono zateroso, nessuna è da iata, come determinate a cantare questo, cantato un altro tenore, insomma. Sa cosa ti continuata a sostempos. Quindi, su Marisallo ha deciso di privare il suo cantatore. Noi si andiamo metta a Susilleri del Pretuelai, che ultimamente vilaiata e tisinata Susilleri, Sanna, Pretedu Sanna, Silleraio, e l'ha nato un brigadieri. Ma questi giovani che cantano in sardo, perché non li ho sentiti più? Se li avete privati, come li abbiamo privati? E con quale articolo di legge? Falli venire quelli là che cantino e poi se la vedono con me i miei superiori. Dai curso sa cosa seste rimata niente timere sogliosa scarabinieri. E quindi abbiamo sapito pure il curso toccato. Però poi si sente pure a me mi minare gli tatani e i tantico che seste. Ma se non si ammenta s'antichitate, non mi potete tisinata cosa bella a fare in futuro, insomma. Tani è il tantico che seste. Poi che hanno incominciato a vedere il risultato, gli abbiamo scantarmi sul culo. Ma sul culo, a commente nana, sul culo, canta io da tutto. Basta dischi da cantare però. Bene, se non ci sono altre domande dal pubblico, dopo tante parole, adesso un po' di musica dal vivo. Il tenore Remuno Eloquo è con noi. Sono in arrivo. Mario Pira, facciamo l'appello. Andrea Sella, Valleggio, Salvatore Erna. Prego. Venir dell'oceano violento, correre di asa sabba, saper Giurare si arresta io che rana sopra il nastro de su, vermami
de macizo diamante. Se cambia de clima, Venus mía. Avanti. Divinas armonías del liutón, divinas armonías del liutón, derinas fiorinos en Mantolan,
fa. Milia tu satrota, milia tu satrota, prosade si posu suka, kula ne jubizu suka. Mimara iromara, mimara iromara, mimara tazu, mimara tazu, mimara tazu, mimara unele simara, ende simara buda, mimara unele simara. Grazie per questo momento di grande emozione, grazie a voi, grazie a Mario Pira D'Alledo, Salvatore Ena e Andrea Sella, grazie anche a Zio Daniele che ci ha regalato a sorpresa un'esibizione molto intensa. Grazie a tutti voi che avete seguito questa serata, grazie agli amici di Lizzi TV che ci hanno seguito da lontano, grazie agli ospiti, grazie a tutti e io mi congedo con due parole tratte dal libro di Zio Daniele, sono le ultime parole che si leggono nel testo. Credo e spero che il nostro viaggio attraverso il mondo abbia contribuito a far conoscere e a far apprezzare ovunque la cultura musicale della nostra Sardegna. Mi fermo qua, per tutti c'è un rinfresco, grazie a tutti e buona serata. C'è un'esibizione extra programma? No.